Cari amici di Friuli in Food, ben ritrovati. Quest'oggi ci troviamo a Castello Formentini, a San Floriano del Collio. Una famiglia reale, un conte che andremo a intervistare fra poco. Mi raccomando, restate sintonizzati con noi. A fra poco con Filippo Formentini. Eccoci qua con il conte Filippo. Buongiorno conte. Buongiorno chef. Volevamo chiedergli, intanto la ringraziamo per questa ospitalità che ci ha fatto in questo castello veramente bellissimo. Grazie a voi. E ci spieghi esattamente dove ci troviamo e qual è la caratteristica di questo posto. Ci troviamo a San Floriano del Collio, provincia di Gorizia, in cima alla collina. Un territorio conosciuto soprattutto per i vini. Siamo all'interno del castello, appartiene alla nostra famiglia dall'anno 1520. Quindi quest'anno sono esattamente 500 anni che possiamo dire di possesso del castello. Un gran traguardo, diciamo, no? Sì, Alla fine. sì, sono passate guerre, sono passati i turchi, sono passati i veneziani, ma siamo ancora qua. Nella ristorazione del Castello Formentini, come viene gestita? Nel senso, c'è un'enoteca dove ci troviamo in questo momento e poi passiamo anche a un livello di matrimoni, buffet, feste private, ma anche alle cene medievali che caratterizzano questo Certamente. posto. Castello Formentini è da tanto tempo, diciamo così, noto per una cucina particolare, una cucina che è sempre regionale, molto curata. Le cene medievali ormai le facciamo quasi da 35 anni, quindi a lume di candela, con le cotture a forno a legna, quindi è una cosa molto interessante per vedere, provare come si mangiava alla fine del 300 in Friuli. Infatti è una cosa molto molto bella, ho letto che anche il menù è scritto medievale. Sì, è scritto in italiano volgare, diciamo, quindi un italiano con alcune parole latine, però sono ricette tratte da antichi ricettari presenti nell'archivio di famiglia. Benissimo, questa è una particolarità di questo posto ovviamente, no? Poi il paesaggio all'esterno fa tutto il resto. Sì, si presta molto naturalmente anche come location per matrimoni, per grandi eventi, feste, battesime, cresime, tutto quello che può essere un festeggiare in famiglia o fare una grande festa, un grande evento. Negli ultimi anni avete raggiunto grandissimi numeri sotto l'aspetto dei matrimoni e delle feste, no? Quindi questo è dettato anche dalla alta cucina che ci troviamo. Certamente, che credo che poi andrete fra poco a vedere. Andremo con Luciano a vedere in cucina con lo chef Massimo. Niente, io sono contentissimo di trovarmi qua, grazie ancora dell'ospitalità. Grazie a voi. E andiamo in cucina con Luciano. Grazie, buongiorno. Buongiorno, ringrazio Kevin della linea. Siamo quest'oggi al Castello Formentini con lo chef Massimo, che ci presenterà un'ennesima ricetta friulana, come è successo la scorsa puntata. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Prego, inizia a illustrarci la ricetta che hai pensato per noi. Allora, sono andato a pescare un po' nella memoria in questo periodo a casa la nonna preparava il lidrik culifrizzis, sì, il radicchio con il guanciale praticamente fritto nel piatto, e le uova. Erano questi tre gli elementi, poveri. Elementi poverissimi, classici della tradizione friulana, però ricchi di mineralità, di gusto, di piacevolezza. Di conseguenza ho pensato così di rivisitarla senza stravolgerla e di proporla in un piatto così, per inaugurare questa bella trasmissione. Bene, come pensi di iniziare? Allora, guarda, tanto gli elementi. Il radicchio canarino, classico del periodo stagionale, viene bello morbido quando fa freddo, quindi un radicchio invernale, variegato. Da questa semenza poi hanno rilevato la rosa di Gorizia, specificando che poi c'è stato un altro tipo di lavorazione. Però questo è l'elemento più base, più classico della tradizione qua, insomma, del Friuli imperiale. Diciamo. Dopodiché uova, questi sono dei rossi d'uova, latte, faremo una crema inglese salata, non le classiche uova sode come in origine. Quindi andiamo a rivisitare, esatto, perché questa cucina, rivisitate la cucina friulana in certe situazioni, in certi frangenti. Fondamentalmente sì, senza stravolgere. Non andiamo a fare. Però metti il tuo tocco, giusto? Giustamente ogni chef nella propria cucina inserisce il proprio tocco. Esatto,
terzo elemento è il guanciale, come vedi, questo qui è un guanciale particolare, una razza autoctona qui del Carso, dalla zona, si chiama Cuscopolie, ed è bianco e nero un po' come la cinta senese, però è nostro, quindi abbiamo rivalutato. Perché ricordiamo che siamo qui a presentare piatti friulani, di conseguenza utilizziamo prodotti estremamente soltanto friulani. Io sono un cultore, veramente un cultore della tradizione e del chilometro zero. Qui c'è meglio di così. Tutto quel che serve, abbiamo già in casa. Benissimo. Allora, bene, Massimo, puoi iniziare tranquillamente. Chiederò l'aiuto del mio collaboratore, Lorenzo. Allora Lorenzo, inizia con questa salsa inglese, andiamo a bagnomaria, d'accordo, senza superare i 78 gradi in maniera che non si stracci rosso d'uovo. Andiamo ad aggiungere intanto il nostro latte. E con un po' di sale aromatizzato per dare ancora gusto, un po' di pepe. Aggiungendo i rossi d'uovo andremo a muoverli, a sbatterli fino a che non addenseranno, creando una crema salata. Monteremo, esattamente. Bene. Nel frattempo andiamo a tagliare il nostro guanciale ben tagliato. Intanto nel frattempo, Massimo, mentre tagli il guanciale, dacci qualche delucidazione sui servizi che offrite al Castello Formentini. Allora, il Castello Formentini si è specializzato in questi ultimi 60 anni in banchettistica fondamentalmente. Noi siamo un po' leader nel settore matrimoni, eventi, cene aziendali. Abbiamo anche un servizio alla carta. All'interno del castello c'è un'area chiamata Enoteca dell'Impero che io gestisco direttamente, dove facciamo un servizio alla carta, molto interessante, molto anche questo, no? Con piatti tipici della tradizione friulana e ovviamente rigorosamente stagionali. E cosa la cucina che presenti? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere poca distanza dal mare e praticamente vivere in collina. Questo perché siamo a San Floriano del Coglio, ricordiamo, siamo una delle colline a più o meno 300 metri di altitudine sul livello del mare e in ogni caso la vetta del Coglio friulano, nel senso che è la collina più alta, vocato ovviamente alla produzione vitivinicola da ormai 500 anni probabilmente. Infatti il Conte prima ci diceva che proprio quest'anno si festeggiano i 500 anni esattamente 500 anni della presenza della famiglia Formentini qui a San Floriano del Coglio, quindi veramente molto, molto importante. Di conseguenza ci possiamo permettere di abbinare pesce di mare insieme alle le materie prime collinari e creare anche, se vogliamo, un po' una cucina fusion, perché alla fine le mescolanze non solo poi alimentari, anche culturali, perché se ci pensate qui si fondono tre culture: quella germanica, classica, perché noi siamo comunque tradizionalmente figli di quel periodo storico, al tempo stesso quella latina, no? Perché Aquileia è stata fondata poco dopo Roma, una delle città più importanti dopo Roma, e alla fine non da meno quella slava, perché siamo giustamente sul confine, quindi tre realtà, tre culture che si fondono in una cucina molto varia e parecchio contaminata. Assolutamente, però parliamo sempre di prodotti sì di diverse situazioni, ma autoctoni qua di questa 100%, zona. ma guarda, io sono andato un po' a leggermi anche le carte della famiglia Formentini. Si trovano per esempio già nel 400, nel 500 l'utilizzo abbastanza normale, ovviamente nelle famiglie nobili, di spezie come la curcuma. Certo. Quindi abbiamo delle come lo influenze. zenzero. Venezia non è così lontana. Esatto, abbiamo delle influenze chiaramente di spezie che vengono da molto lontano, ma Venezia, come sappiamo, era porto tantissimi anni fa, parliamo del 1600, 1500, si commerciava veramente molto a Venezia con le spezie era l'oro. Non solo, venivano anche rigorosamente un po' di aceto, per cortesia Lorenzo, aceto di mele,
e andremo a sfumare adesso il nostro guanciale, no? Per dare comunque... Hai messo l'olio extravergine? Io uso solo olio extravergine, in questo caso istriano. Istriano. Sì, anche in Coglio ho iniziato una produzione di olio d'oliva molto interessante, ma in questo caso così, per mia particolare scelta ho scelto l'olio istriano, che lo trovo meno invadente. Lo trovo comunque non è molto lontano da qua. No, insomma, ricordiamo sempre l'istoria, l'Istria faceva parte del impero austro-ungarico, esatto, e da lì non si scappa. Esatto. Da lì non Quindi si scappa. le influenze rimangono sempre. Ma non solo rimangono le influenze, c'è la bellezza anche di poter scegliere senza essere in qualche modo non filologici. Assolutamente. E per esempio io presento dei piatti con carne e yogurt, Sì. che sono tipicamente balcanici, Certo. però qua era normale mangiarli. Il nostro goulash, per esempio, è Assolutamente, sì. tipicamente austriaco come piatto, ma qui la nonna lo faceva con Sparger, Esatto, e quindi esatto. non era domenica se non c'era goulash. Esatto. Andiamo proprio a soffriggere in questo caso questo meraviglioso rumore che fa la padella, quando la padella canta, senti che profumo. Strepitoso. Quando c'è questo è già festa, no? Poi ricordiamo che questo guanciale è ricco di pepe. Questo è ricco di pepe e ricco, esaltatore. come dicono i friulani, è ricco di quince, no? Esatto, la quince, la quince. che è non meglio definita, ma è tutto ciò che normalmente dicono faccia male. Però è Esatto. buonissimo. Il grasso, no? però Esatto. insomma la cucina friulana tipicamente non è famosa per essere leggera, light. No. Però è apprezzata anche e soprattutto per questo, per i sapori forti, decisi. La verità è semplice, il popolo friulano è un popolo di lavoratori, erano comunque, siamo una realtà contadina, lo siamo tuttora. Certo. Di conseguenza i piatti dovevano essere piatti che davano energia e davano comunque forza alle braccia che dovevano andare nei campi. Certo. Adesso vai a sfumare con Adesso andiamo a sfumare con dell'aceto di mele. Per quale motivo sfumi con l'aceto di mele? Perché l'aceto di mele è meno invadente dell'aceto di vino. E quindi, siccome questo resta un piatto molto delicato, preferisco utilizzare un aceto meno invadente. Lo stesso motivo un po' dell'olio extravergine. Abbiamo creato adesso questo intingolo bollente che andrà a semicuocere il nostro radicchio. Lo Quindi appasserai? lo appasserà, ma Leggermente, però. è un'insalatina tiepida, tipicamente invernale, che il freddo d'inverno non è mai così interessante. Quindi qui ci siamo, andiamo un cucchiaio Proviamo se come si gentilmente. sposta di qua lui. Eccoci qua, siamo andiamo qui in piattamento. a dare appassire con questo intingolo, no, profumato e croccante la nostra insalata, che andrà praticamente a semicuocersi, è già condimento in sé, d'accordo? Certo. E completiamo l'opera dandogli il gusto della crema inglese. Vedi la consistenza? Esattamente. Spumosa. Spumosa, montata, d'accordo? Questa ci permette, Guarda che meraviglia. La cremosità, la croccantezza Esattamente. del guanciale, la freschezza della rosa. esattamente, questo canarino da cui nasce la rosa di Gorizia. E voilà. Benissimo. E qui ovviamente bisognerebbe abbinare un buon bicchiere di Tokai friulano, che non si può più dire, Però, insomma, qua prova a non esatto, dirlo. prova a non dirlo perché il Friuli insomma è la patria del friulano, del Tokai, che adesso viene Esattamente. chiamato friulano. Esattamente. Benissimo. E voilà, il piatto è pronto. Noi ringraziamo Massimo. Bene, Massimo, è grazie a stato un te. piacere. È stato mio. Vi aspetto alla prossima puntata.